una delle novità di questo Cosmoprof 2014, una novità per l'asciugatura dei capelli per i professionisti. Io sono con il presidente della Prosa SRL, che è Gianni Sani. Ci voleva un'idea innovativa e voi ci avete pensato effettivamente che cos'è questo metodo Prosa che proponete con questa idea nuova. Io da 15 anni sto studiando i campi elettromagnetici e gli effetti che essi hanno sulla salute. Per caso ho incontrato poi parecchi parrucchieri che soffrivano di varie patologie, in particolare di mal di testa, spossatezza, dolori articolari, disturbi del sonno, disturbi dell'umore e purtroppo in certi casi anche patologie molto più gravi. Ecco, tutti questi sintomi, tutte queste patologie potevano rientrare nell'ambito dell'esposizione dei campi elettromagnetici molto elevati. È stato facile per me risalire ad una delle cause presenti nei saloni relative ai campi elettromagnetici. Il phon, pochi sanno, che produce uno dei campi elettromagnetici più alti in assoluto fra le apparecchiature alimentate da corrente elettrica. Volevo fare non solo una macchina sicura, ma poi anche una macchina che avesse performance molto superiore al phon, perché avere una macchina sicura che poi non sortiva l'effetto desiderato era inutile. Quindi mi sono fatto un altro piccolo lavoro, sono andato ai parrucchieri e ho chiesto: secondo voi quali sono i limiti dell'utilizzo del phon? Quali sono i problemi che emergono più facilmente? E questi mi hanno esposto il peso, il rumore, le difficoltà a gestire bene il flusso dell'aria, le scottature facili per i clienti e soprattutto anche danni portati alla struttura del capello. Poi la struttura, diciamo così, del phon, che porta anche a dei rischi elettrici perché hanno in mano la parte elettrica, vibrazioni del motore sul braccio, il filo elettrico intorno alla persona e la postura per l'uso del phon estremamente sconveniente. A questo punto ho preferito optare per la costruzione di una macchina che potesse portare un rimedio a tutti questi aspetti e ho creato Prosa. Prosa innanzitutto è leggerissima a tenere in mano, pochi grammi, silenziosissima, con gli ultimi accorgimenti che ho apportato alla mia tecnologia. Oggi misuriamo, quando è al massimo delle prestazioni, solo 62 decibel di rumore. Tenga presente che una limousine lanciata a 130 all'ora, che sono veramente pochi per una limousine, comunque arriva a 67-68 decibel. Oltre a questo poi la mia macchina è l'unica al mondo come asciugatrice e CED di capelli che ha un campo elettromagnetico prossimo a 0 milligauss. Consente una postura perfetta, non ha vibrazioni per il braccio, eccetera, non c'è filo intorno alla poltrona e non scotta e non elettrizza i capelli. In più dà un benessere sia al parrucchiere che lavora sia al cliente seduto in poltrona. Sicuramente Prosa costa molto più di un phon, ma proprio perché in termini realizzativi ha richiesto un investimento notevole, però dai calcoli fatti, per quanto riguarda il risparmio elevato di corrente elettrica che ha rispetto a un phon di 2000 watt, per quanto riguarda poi il tempo di cui si fa economia lavorando e asciugando con Prosa, più o meno in un anno ho calcolato che lavorando 4 ore al giorno con questa apparecchiatura in mano si risparmio quasi 5.000 euro. Vogliamo dare comunque la possibilità a tutti comunque di usufruire di questa macchina, pagando un piccolo canone di affitto di noleggio mensile, poi quindi annuo. Prosa fondamentalmente è per loro cosa? È tutta un'altra cosa. www.prosaprofessional.com